Stava cercando di scappare con un etto di eroina e quasi 1.000 euro in tasca a provento dello spaccio il trentenne tunisino che è rimasto ferito scavalcando il cancello di un'abitazione a Padova. L'arresto roccambolesco in via Baruzzi, in zona Mortise. Il pusher, per sfuggire alla polizia, si è procurato un taglio alla coscia che è stato medicato dagli agenti che lo hanno fermato e poi portato in carcere nonostante le minacce dei suoi compagni. Il bilancio dei controlli antidroga della squadra mobile di Padova in vista del weekend delle festività pasquali ha portato al sequestro di oltre 3,5 kg di hashish e marijuana. In carcere oltre il trentenne tunisino, un connazionale di 41 anni pregiudicato e irregolare, un 38enne padovano incensurato di Albignasego, ai domiciliari un 59enne italiano pregiudicato di Fanzolo di Vedelago, mentre altri 3 pusher di strada, un 25enne tunisino e 2 nigeriani di 26 e 29 anni, sono stati arrestati in flagranza e sono stati già condannati per direttissima. Altri 850 grammi di hashish sono stati invece ritrovati in via delle Rose, sempre a Padova, dopo la segnalazione di un residente. I panetti erano contraddistinti dalle foto dei calciatori Ronaldo e Buffon. Il sequestro più importante, oltre 1,5 kg di droga, riguarda quello fatto a casa del 59enne trevigiano, controllato a Padova in zona Montà mentre era in auto con 2 amici. Ha consegnato una dose di chetamina sostenendo fosse per uso personale, ma sul suo cellulare continuavano ad arrivare messaggi, così i poliziotti hanno perquisito la sua auto e la sua abitazione a Vedelago, scomprendo nascosta all'interno di un'intercapedine delle pareti della camera da letto 2 cilindri con i loghi di Scarface e Forza Napoli contenenti hashish. Un altro 1,5 kg, questa volta di marijuana, l'hanno sequestrata dal Vignasego a casa di un 38enne nel suo garage. Un pusher tunisino è stato bloccato a Selvazzano mentre consegnava una dose di cocaina, mentre i 2 nigeriani sono stati bloccati vicino ad un negozio etnico di via Annibale da Bassano.